Allora, vediamo invece sulle province i motivi del dissenso di De Poli e di Monai. De Poli? Ma come dicevo prima, c'è la possibilità di dare le competenze concrete ai comuni con le relative risorse. Ad esempio, visto che prima facevamo anche un passaggio sul federalismo, ad esempio il 20% dell'IRPEF, avremmo già attuato il federalismo fiscale con un'unica nota, senza andare a fare degli involucri che poi non hanno contesti concreti. Ma a parte questo, dai comuni, con quelle che sono tutte le attività dei comuni, a una regione che può dare direttamente, visto che negli ultimi anni c'è stata data il turismo, ma sono tutte deleghe che sono state date negli ultimi 10 anni, dove prima non c'erano, come storicamente non esistevano le province, c'erano i consorzi, come si chiamavano, che gestivano i territori. Io credo che oggi, ma non per volere cioè, adesso è una considerazione, se noi vogliamo trovare un sistema più snello, con meno spese, e che possa funzionare, questo potrebbe essere uno dei sistemi, quindi trovare delle modalità che si faccia più risorse e più competenze ai comuni, che hanno il contatto diretto con i cittadini, indirettamente con i cittadini per poter dare risorse, e dall'altra parte una regione che può programmare e attraverso questo tipo di organizzazione andare direttamente comuni e cittadini, cosa che succede per moltissime materie oggi. Difatti moltissime materie non sono di competenza della provincia, guardo tutte le politiche sociali o sanitarie o sociosanitarie, ad esempio una, dove ci sono le deleghe ai comuni e le deleghe attraverso la sanità attraverso. Se questo potrebbe essere un'integrazione importante per riuscire a dare migliori risposte, avere minor spese e minor burocrazia, credo che possa essere un sistema che deve essere rivisto chiaramente, ma su questo... Volevo fare un'osservazione. Lei prima ha detto, ecco dove siamo, un punto del federalismo dove ci troviamo sicuramente in dissenso. Lei dice, basterebbe che il 20% dell'IRPEF restasse in regione. No, bisogna cambiare completamente anche quella cordata di sindaci dell'IRPEF, del 20% dell'IRPEF. È sbagliato il concetto, noi dobbiamo invertire il rapporto. L'IRPEF deve restare tutto in regione e poi noi contrattiamo con lo Stato quanto mandare a Roma, sì, perché sennò, mi scusi, sennò siamo sempre servi di Roma. Il concetto è che ora di finirla, i soldi del nord, i soldi delle regioni restano alle regioni e contrattano con lo Stato, piuttosto sarà l'inverso, l'80% resta alle regioni e il 20% va allo Stato. Adesso ho fatto una forzatura chiaramente, però dico, deve essere, anche questi sindaci che vanno col cappello in mano a chiedere 4 soldi, io sono sindaco nel mio governo, gestisco il sindaco della regione a statuto speciale, sì, d'accordo, facciamo che tutte le regioni d'Italia gestiscono un comune, ma non è risolto il problema. La regione a statuto speciale non è la panacea di tutti i mali, adesso però noi dobbiamo svestirci un attimino di questi panni. Dovete fare un passo indietro, voi che noi friulani che non possiamo avete la fare questo specificità, passo, svestirci dalla sudditanza di Roma. Noi dobbiamo metterci in testa una cosa, siamo padroni a casa nostra, di conseguenza i soldi prodotti dai nostri anziani con le loro pensioni, del nostro lavoro, delle nostre tasse restano in regione e si va dal signore romani a contrattare. Questo è il concetto. Scusa, una battuta solo. Siamo contenti. Lui ha perfettamente ragione, l'amico leghista, ha perfettamente ragione. La mia preoccupazione, te l'ho detto anche prima, è che se arriviamo ad applicare questo, fra 5, 6, 7 anni le capre sono fuggite, le vacche dalla strada, cioè, ormai le vacche sono munte, voglio dire, l'irrequietezza e la paura dei sindaci che vanno col cappello in mano è perché domani mattina devono risolvere i problemi che purtroppo non possono risolvere. Sai dal Veneto non è Friuli, perché loro hanno i soldi che sono a regione speciale, allora su questo facciamo che tutte le regioni d'Italia siano a statuto normale, cioè che siano a statuto o tutte a statuto speciale, perché sennò non è possibile mantenere le specificità. L'ultima cosa, è vero che dite Roma ladrona, ma chi è che ha dato i soldi oggi a Roma, Catania, Palermo e che Roma vada fuori dal patto di stabilità? Allora diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Allora, stiamo coerenti, vediamo le regioni a statuto speciale, rivediamo il patto con i cittadini. Esiste un momento, scusate, perché sennò non è possibile ragionare
avendo i soldi in tasca a dire agli altri ma voi non siete col cappello in mano a 500 sindaci del Veneto o di altre regioni perché sono a statuto normale, non è possibile una roba del genere, rientrate anche voi normalmente con le altre parti, se no non potete più andare, i sindaci non devono più andare col cappello in mano a chiedere i loro soldi, è ora di finire, ci danno i nostri soldi, dobbiamo anche ringraziarli. Allora dico, il concetto sostanziale è un altro, io capisco, anche a me, è un visto che ci lamentò, la verità, la gente deve sapere la verità. Catania e Roma sono uno sconso, però bisogna, che sia di destra o di sinistra sono sempre uno sconso, però abbiamo detto una cosa anche, almeno questo è stato il senso per cui io ho detto, vabbè, e dobbiamo anche capire, se noi vogliamo far ripartire sti comuni, bisognerà tirare una linea a zero, grossi comuni, perché Roma non è un comune, è come due regioni, dico, tiriamo una linea a zero, adesso ripartiamo con dei punti fermi. Però vorrei dire una cosa, bisogna smettere, bisogna smettere, Casarini non si può, bisogna smettere di fare del Casarini non si può, del terrorismo sul federalismo che sarà applicato fra 10 anni. Non è vero, il federalismo andrà in funzione immediatamente. Non si può? Dopodiché ci sono i soldi, non si può sempre azzerare perché su quel posto l'abbiamo sempre preso noi. Attenzione Presidente che Perché guarda, sul caso mi sembra che tutti vogliano sul caso Catania, io credo al federalismo, ho l'impressione che sarà attuato perché per fare il federalismo ci sono le risorse. Sarà assolutamente attuato, c'è la Lega che tiene controllato tutto, sarà attuato, state tranquilli. Oggi siamo in grado di il federalismo va a casa di governo. Però la correttezza, lo dico pubblicamente. La correttezza vuole. non si è visto Insomma, qualche anno fa levate il patto di stabilità alle imprese che stanno a casa, levate il patto di stabilità, scusa, levate il patto di stabilità ai comuni e tutti i settori alle imprese. Quando si parlava di federalismo qualche anno fa, ci guardavate come dei deficienti, tutti, destra e sinistra compresa. Adesso siamo tutti sul carrozzo. Vabbè. Un secondo. Non è possibile che si dica tiriamo una linea, gli diamo 500 milioni a Roma, 100 a Catania e 140 a Catania e io ho un bilancio con 5 milioni in L'hanno meno. fatta nell'80, ma come si fa a accettare una cosa del genere? Eravamo amministratori locali, l'hanno fatto e quando le amministrazioni di sinistra, in particolare dell'Emilia, no, che hanno fatto i servizi, sono stati io non sono ristorati. d'accordo su questa posizione. Tra l'altro mi pare che il sindaco che ha fatto il buco si chiamasse Walter Veltroni e quindi sono assolutamente contrario a questo. Casarini, lui l'ha fatto. Sì, ma l'ha fatto a Roma uno, a Catania un altro di un altro partito. Certo. Ma è la Lega che è il governo che gli ha dato i soldi adesso. Allora, si predica bene Mi che ha dato a permetti di dire una mano. cosa, perché ripeto, delle sanatorie siamo stanchi e quando un'amministrazione va fuori fa il buco, si mandano a casa gli amministratori e c'è una legge che dice che si nomina. Neanche Bassolino e la Iervolino che hanno fatto venire le immondizie a 6 metri e la sinistra li ha ancora tenuti lì, voglio dire, dovrebbero Non la vergognarsi. sinistra, siamo noi che dobbiamo andare. No, cosa facciamo? Andiamo con l'esercito? Scusa. Ci siamo andati con l'esercito. Torno un passetto indietro Una vergogna a perché, casa quella gente lì. l'amico Bortolotti predica bene, ma c'è qualcuno che a Roma della sua parte razzola male. Perché scusa, siccome Bortolotti poi sono sicuro che esplode quando le spiega. Fermo un attimo, mi prometta di non dire ciò che sta pensando durante la pubblicità. Se lo tenga dentro di lei. Così lo facciamo in diretta. Lei me lo promette? Che riesce per 2 minuti a tacere Io ciò non che sta accetto che si parli male della Lega. Gioco ad effetto sorpresa. Allora, perché so che il Bortolotti so che esplode. Se no parla male del PD. Vabbè, ma se non c'è libertà di parola. Però ci mancherebbe, mi Quello che sembra avete con me, mi sembra che qua ci sia libertà non di abbiamo neanche più opposizione. mi sembra libertà di parola qui ci sia. Allora chiedo scusa, Monai si tace per 2 minuti e poi vediamo di farle arrabbiare Bortolotti. No, non si arrabbia, perché... No, come... Allora, 2 minuti, poi vediamo cosa succede. 2 minuti.